Buongiorno da Leandro Maggi, siamo qua nel lavandetto, il celeberrimo lavandetto di Camello, e siamo con Micaela che è la titolare, nonché la regista di questo straordinario posto che è diventato famoso in tutta Italia. Che esperienza è questa? Perché avete fatto questo lavandetto? E poi mi dicevi che ti sei trasferita qua, quindi ami anche tu, nonostante sei di Padova, il nostro Delta. Allora, diciamo che questo posto è per me affascinante, ma proprio questo posto dove abbiamo impiantato la lavanda mi trasmette pace, serenità e tranquillità. Questa sensazione di non poteva essere altro che impiantando questa pianta meravigliosa, che anche questa trasmette pace e serenità. L'amore che hai riservato a questo lavandetto, secondo te la pianta lo percepisce? Sì, perché questo posto è quello l'amore che io provo, l'amore che mi trasmette questo luogo, e la lavanda ha reso questo luogo bellissimo, stupendo. Diciamo che è stato questo campo, questo luogo che ci ha ispirato. Da dove venite voi? Siamo del luogo, Ah, siamo siete- locali noi. Però qua è un posto autoctoni, è un posto straordinario. Difatti Hai ne fatto yoga? approfittiamo. Ho fatto yoga anche, lo voglio sfruttare in tutti i modi sto posto. Buongiorno belle signore, da dove siete voi? Da Portoviro. Da Porto Viro. Siete venuti a fare yoga in questo posto straordinario con tanto di lavanda. La lavanda che sensazione vi dà? Leggerezza, rilassamento, bellissimo! Natura. Da dove siete voi? Siamo sempre Sempre di Porto Viro, no, però sai cosa noto? Siamo i tecnici noi. Sì, però la parte faticosa a voi, e invece la parte ludica. L'abbiamo fatta anche noi? Ah sì? L'abbiamo fatta anche noi, sì. Però le borse, guarda chi le porta le borse. Le borse le porta lui. La camminata, abbiamo fatto yoga. E via. Siamo qua anche il 22, Bene, complimenti. Ne giovate? In tutti i sensi? Anche perché noi uomini abbiamo un neurone solo, quindi questo ci facilita di più. Sì. E qua siamo con Claudia Bellà, che è l'insegnante di yoga. Cosa vuol dire fare yoga qua in questo posto straordinario? È una magia, è una magia straordinaria, cioè, a parte che io sono nata in questo luogo, quindi è come ritornare bambina e arrivare qui e rivedere e rivivere quella che era la mia infanzia in questi luoghi, ma solo di vedere, guardare questo campo con la lavanda e entrare consapevolmente con la camminata e respirare il profumo della lavanda è un qualche cosa che va al di là di quello che è lo yoga o altro.